Ed eccoci, bentornati ancora con Gianni Fiorellino. Eccoci qua. Allora, Stiamo tutti e due. Infatti, io inizierei a dare una spolverata un attimino sulla tua biografia, sulla tua vita e tutto quanto. Lui nasceva il 3 aprile dell'82, a 7 anni già studiava il pianoforte, a 13 anni prende la licenza di solfeggio con il massimo dei voti, diplomato in pianoforte. Sì, diplomata veramente però. Un curriculum abbastanza ampio, presenza sui teatri, collaborazione con Mario Simeoli dove scrive anche. Poi dopo 2 anni inizia la sua carriera di cantante. Sì. Nel 99 fa parte del Festival di Napoli dove vince il premio Renato Carosone. Vinsi il festival proprio, con un premio di Carosone che era un dipinto perché lui era un grande pittore. Nel 2002 arriva a Sanremo, Sì. con Ricomincerei dove tu catturi il 4º posto. Sì. A cavallo tra il 2002 e il 2003 tu partecipi ad un altro festival, quello dei Due Mondi di Spoleto come gestista al pianoforte acustico. Meraviglioso. Quella fu un'esperienza bellissima con un grandissimo che era Menotti, un musicista classico di grande spessore, e io mi occupai di tutta la parte jazz di quel festival, ma fu una cosa proprio per divertimento, sperimentale, non c'entrava niente col cantante. Infatti suonavo io, Massimo Moriconi al basso, e chi c'era? Alessandro Canini alla batteria, insomma era un divertimento che dopo tanti anni mi sono fatto passare, insomma, mai pigliato. Poi arriva nel 2003 Sanremo con Bastava un Niente e poi anche Music Farm. 2004. Cioè, insomma, un artista completo. E ti sei fermato al 2004? No. Dici, poi di iscrivere? No, continuiamo. Voglio specificarti perché lo meriti. Grazie. Cioè, è un artista completo, non è uno stupido che ha iniziato a cantare tanto perché si è accorto di avere una bella voce e tutto quanto. Ti ringrazio. Ma parliamo un po' di Elena, dell'intraprendenza di Elena fino ad arrivare a Mia, tua figlia. Cosa succede con tua moglie? Teresa, scusami. Teresa. Come parte la nostra storia? Parte proprio da dove ti sei fermato, da quell'anno infatti, dal 2004. Perciò mi sono fermato, non Music a caso. Farm. Esco da Music Farm e capitano, e quindi si organizzarono un po' di spettacoli perché era molto facile organizzare le cose dopo un reality, figurati. E feci una tournée molto fortunata, insomma, in Italia, in Campania, un sacco di spettacoli. Tra questi spettacoli, al 90% io vedevo sempre la stessa persona. Vedevo perché mi raggiungeva, quindi mi veniva a salutare, si faceva notare, magari mi avvisava prima che io andassi sul palco, tramite qualcuno dei miei mi mandava a dire che stava lì, quindi era molto bello, molto fantastico tutto questo. Era una ragazzina piccolina, aveva pochi anni e mi seguiva tanto, quindi era forse la mia più grande fan. Infatti ti commentava, ti postava le cose. Sì, proprio fan accanitissima, ma con moltissima discrezione però. Quindi una fan di quelle veramente... molto sottile, diciamo. Sì, sottilissima e furbissima. Infatti. Ecco. E quindi poi negli anni, pian piano, ci siamo conosciuti meglio. Iniziava comunque a diventare una persona familiare quando andava a suonare, perché la riconoscevo più che altro. E quindi da cosa nasceva cosa, lei mi esprimeva sempre questo suo amore plateale che aveva nei miei confronti. Io invece cercavo sempre di farle capire che di evitarla. No, di evitare di farla stare male. Non la evitavo mai, non mi sono mai permesso di evitarla. No, di evitarla però, come fa, ma di evitarla in quel senso a cui ambiva lei. Bravo, perché comunque sarebbe stata un errore, no? Un errore per lei e un errore per me. Infatti. E quindi io sapevo che era di buona famiglia, insomma, avevo capito che era una ragazza veramente innamorata. E quando tu incontri una persona innamorata non puoi ucciderla, cioè perché vai a bere una cosa una sera, vai a mangiare una cosa da sera passi alla notte, dalla notte al mattino dopo. Magari non sarebbe stato così, non ho la presunzione che poteva capitare, però se capitava poi dopo non finiva lì, non era una persona da poter trattare sei in quel stato modo. Corretto sotto questo aspetto. Correttissimo, fino a quando invece, poi la storia la sai. Cosa è accaduto in te che ti ha spinto, ti ha fatto comunque aprire a lei, hai aperto questa veranda sentimentale al che hai deciso di innescare qualcosa con lei? Quando io facevo Masaniello il primo anno, io un pomeriggio ci ho litigato. Io so tutto, sto capendo se stai dicendo la verità. No, figurati, un pomeriggio ci ho litigato perché io ero dall'ingresso degli artisti del teatro, che è del Bellini, è accanto all'ingresso principale, no? E stavo lì fuori. Lei arriva, io di punto in bianco, sai quando... Non so come succedette quel pomeriggio, ma non lo so se avevo litigato un tato russo, perché quello
ti incendiava i capelli quando litigava. Ecco, poteva essere magari un pomeriggio tirato, no? Di quei pomeriggi un po' nevrastenici. Lei arrivò e mi chiese, non mi ricordo cosa, ma io automaticamente, io spontaneamente gli dissi: no, senti, io i biglietti non ce li ho. Ma non mi aveva mai chiesto i biglietti. Io dissi quella frase come se volevo evitare qualsiasi tipo di rapporto, di contatto. però capitò, no, ma non per altro, lì capitò proprio in un pomeriggio sbagliato. Non ricordo il motivo per il quale era sbagliato, ma era sbagliato. Eri un po' esaltato. No, ero proprio esaurito, chissà per che cosa. Capitò che insomma questa cosa, lei se ne andò, ci restò giustamente malissimo per questo trattamento così stupido e quindi la persi di vista totalmente. Si offese, aveva dei dischi miei, li ripose, robe mie stracciò, succedette una guerra. Dopodiché io non l'ho più vista e sentita. Andavo a suonare, non la vedevo più. Andavo a fare una cosa, non mi rincontravo più. Al che un giorno io vivevo a Milano e su un aereo che dovevo prendere per Napoli, Infatti. prima di arrivare nell'aereo, al gate, mi accorsi che stava lì. Perché lei con la madre e col suo ex tornavano a Napoli, mentre io venivo a Napoli per venire a suonare. Stesso volo, stesso orario, eccetera. Stessa coincidenza. Vi incrociate nelle Ci file. incrociamo nelle file, ci incrociamo veramente e finì in questo incrocio, perché poi io, rispettoso delle persone con le quali lei stava, non mi feci avanti in nessun modo e altrettanto lei. Dopodiché, grazie ai social, cioè Twitter, che non ho più, che mi ha scordato il password, dico la verità, ci iniziamo ma tu eri tu, ma veramente, ma come si cagnate, sai, quelle cose così. Vabbè, mi ha fatto piacere e poi da lì pian piano ci siamo iniziati sempre a sentire via questo social, sto Twitter, e poi piano piano insomma è capitato che ci siamo rivisti che tra ed è l'altro scoppiata la la bomba. moglie non seguiva gli artisti neomelodici, Oh. per riflesso della sorella ascoltava Gianni. Sì, perché la sorella era che poi l'ho saputo adesso, che era praticamente una mia mezza fan, diciamo, e gli piaceva pure tanto Ricciardi, quindi erano questi i suoi artisti preferiti. E poi di riflesso lei si affezionò. Poi quando io sono andato a Sanremo probabilmente ha seguito quell'altra mia versione e se ne è innamorata. È ovvio. E poi vedi cosa è successo, insomma. Vi siete sposati? No, ma non siamo sposati. No? No, siamo conviventi, ma non siamo ancora sposati. Poi è nata Mia, la nostra È nata gioia, questa Mia. e tutto si è ingigantito come Cristo comanda. Cosa è cambiato? Nella mia vita, E nella sua? ma nella sua spero che sia cambiata. Ma vedi, nella sua secondo me è cambiato tutto, perché comunque lei, come me, era sì innamorata, è stata fidanzata, cioè, però secondo me era disincantata come lo ero io, perché poi quando incontri una persona e finisce una storia, sì, per qualche motivo c'era, o in te o nell'altro, cioè non è che. Invece con noi siamo stati proprio fortissimi, quindi è cambiato tutto totalmente. Oggi viviamo nel riflesso della bambina, abbiamo comunque una storia diversa, una serenità diversa, un amore diverso, totalmente Cioè gigante. più completo, voglio dire, oggi. Vabbè, ma quando arriva una bambina, io per esempio dico sempre che non riesco più a fare tardi la sera, perché già è a casa. Ieri per esempio mi sono dedicato tutta la giornata alla mia bambina, fino a stanotte che si è addormentata addosso a me. Ti cambiano degli aspetti, ti cambiano ovvio. delle cose che però sono meravigliose, ti mettono una serenità. A cosa rinunceresti per Mia? Mia, ma vedi, è una domanda così difficile, come fai a rispondere? Dipende da cosa si potrebbe presentare nella vita. Ovviamente intendo una cosa abbastanza importante per te. La rinunceresti per lei? Ma io penso che Mia è già musicista, per esempio. Cioè lei già fa così, scusa se ti tocco, prende il mio dito, appena sente la musica fa così. Va attento. Non ti sto dicendo una stupidaggine, è proprio la verità. Appena sente la musica, perché poi io dal primo giorno che è arrivata a casa l'ho messa nello studio, quindi non potrei rinunciare alla musica per lei, perché sono certo che lei non me la farebbe mai rinunciare. Cioè lei è nata grazie alla mia musica, capisci? Perché Mia è nata perché noi ci siamo conosciuti attraverso la mia musica, io e Teresa, quindi lei dovrà solo essere felice di questo. Sarei felice se lei intraprendesse la carriera di ballerina, per esempio. Non proprio la carriera, ma se va immediatamente a danza. Già a 5 anni per me, ma per una questione fisica, per una questione proprio salutare, per una serie di motivi che io non ho fatto e vorrei che facesse lei. Quindi l'unica cosa per la quale lei potesse essere immensa, papà lascia la musica, ma perché? La musica è una cosa meravigliosa, mica la box che mi rompono il naso. E quindi questa è.
Passiamo subito alle domande. Sì. Da Sanremo a noi, un viaggio un po' a ritroso, cosa è successo? A Se noi così, in che senso? cioè, tu eri un cantante un attimino neomelodico dei matrimoni. Io sono un neomelodico, un re dei neomelodici. Poi hai sviato e sei giunto comunque, bisogna dirlo oggettivamente così, hai solcato quei palchi e ti sei un attimino più accostato a quella dimensione. Assolutamente, specialmente discograficamente. Perché è una dimensione che vuoi o non vuoi devi sposare quando vai a Sanremo. Allora, io ho sempre pensato, questo anche grazie all'educazione che mi hanno dato i miei produttori che ho avuto in quel periodo, Sanremo non è una scusa per farti promozione, Sanremo è una cosa molto seria. Cioè, quando vai a Sanremo non è che poi dopo devi mirare a prendere più soldi sui matrimoni, altrimenti è inutile che lo fai. È ovvio. Cioè, Sanremo è una carta per cercare di costruire un'altra cosa, un altro mondo. Se ce l'hai, è bene che tu ci debba investire su quella idea e ci investi rinunciando. Quindi dici, ok, io vado a Sanremo, cerchiamo di fare delle cose, rinunciando ad altre. Che all'epoca, per esempio, Baudo, che stava proprio in mezzo a tutta l'operazione mia, Che sei piaciuto molto a lui, so. Sì, lui era innamorato di me, lo è ancora. Baudo mi diede proprio delle direzioni precise e dei punti fermi. Dice, ma fa questo, non puoi fare quello. Ma lui aveva ragione, perché se io ho i capelli neri, non posso tenere biondo, devo decidere dove devo stare. Io non sono uno che sta con un piede dentro e l'altro fuori, l'avrai notato. Se io decido di fare i dischi napoletani, mi metto e scrivo Avvisa la mamma. È ovvio. Non mi metto a fare canzoni che sembrano napoletane ma in realtà sono mezze italiane, perché è inutile, il settore non richiede quella roba lì. Ti immergi totalmente nella cosa richiesta e che Perché vuoi fare. Se no non ha senso. Certo. Idem a Sanremo, non potevo fare Girasole in un disco a Sanremo perché non l'avrebbero presa, perché le multinazionali non si sarebbero interessati a me. Infatti sono stato 2 anni con la EMI, 1 anno con la Universal, poi l'anno dopo ancora con l'Elemora. Insomma, ho fatto delle cose che servivano per quel tipo di mondo, ma non avevo mai pensato di non cantare più in italiano. Avevo in programma un ritorno nella musica napoletana. Non sapevo come, non sapevo quando, probabilmente è grazie anche allo spettacolo che feci Masaniello che mi sono riconvinto di ricucire un rapporto con la città, musicale però, perché poi sono stato tanti anni all'estero nel senso andavo per spettacoli, festival, che ancora ci vado, però all'epoca proprio mi ero concentrato, andavo mesi fuori, andavo a seminare per poi raccogliere, cioè io ho fatto una vita enorme sotto questo punto di vista. Ho imparato a parlare, io ho una terza media molto scarsa, ma ho imparato a parlare in mezzo alla strada. Però in mezzo alla strada non ho imparato a sbagliare, ma ho imparato a correggermi, quindi tutto il contrario. Hai assorbito le cose migliori. Spero. Sei stato efficiente. Sì, perché ho appreso da te il meglio, da un altro il meglio, da un altro il meglio, ho messo assieme e mi sono costruito. Questa è stata in breve la mia esperienza. Prima hai detto che ti sei reinventato e mi è piaciuta questa cosa perché è una facoltà di pochi. Perché prima di reinventarti com'eri e nel momento in cui hai deciso di reinventarti, cosa sei stato? Io sono stato... Io ritengo di essere me stesso anche adesso, però sono un me stesso con un lavoro a monte. Io prima di scrivere una canzone, allora io adesso sto preparando un mio pezzo nuovo, non l'ho mai detto a nessuno, dico a te per prima volta, Grazie. che è quasi pronto, però per fare la musica di quel pezzo ci ho messo 2 mesi, da quando è uscito Avvisa la mamma fino a ieri, come tempo diciamo, più di 2 mesi, perché ne ho fatte 500 di musiche. Di una non mi piaceva una cosa, di un'altra non mi piaceva un'altra, di un'altra era un po' fuori modo, di un'altra è troppo così, di là troppo così. È complicato fare le cose. Quindi sei zelante sulle tue cose. Perfezionista, almeno secondo il mio parere. Poi esce, non piace a nessuno, non lo so, però io devo essere convinto delle cose che faccio, no? E per farle ci metto un lavoro che fa paura dietro. Negli arrangiamenti, gli arrangiamenti che faccio io non sono arrangiamenti che chiudo, inizio alle 3 e finisco alle 5. Posso farne 5 dalle 3 alle 5. Però quelli che escono i miei pezzi e quelli degli artisti in cui credo li faccio pensandoci, perché nulla è dato al caso, cioè un groove o una chitarra o una voce hanno un pensiero preciso, hanno un momento in cui devono suonare e un altro momento in cui devono stare fermi, cioè c'è stato tutto un lavoro a rete che non un linguaggio tecnico e forbito, il fiorellino. Veramente non è semplice fare le cose, credimi, è complicatissimo farle. Poi esce una cosa e dici, però com'è figa? È figa perché c'è un lavoro immenso dietro, non
nulla è semplice. Quindi tu ti sdoppi perché tu dalla Vislamam che abbiamo parlato prima, la mettiamo in questione, sei un cantante dalle mille sfaccettature perché tu segui un genere folk, un genere RNBS che è un acronimo di Rhythm of Blues, sei un po' latineggiante, cioè ma cosa sei in realtà? Un aggettivo per definirti? Ma io sono semplicemente un musicista, uno che le piace la musica. Però hai troppe proprietà. No, ma ne ho 2 rispetto a quelli seri. No, io Quelli credo che tu seri ce l'abbia. Ah, Io ti credo che tu ce ringrazio. l'abbia. Ti ringrazio, no, ma più che altro la conoscenza, ho una media conoscenza della musica, forse medio-bassa. Perciò forse voglio andare a favore del mio collega Bambolina. Bambolina forse per questo prima diceva l'affianco tuo con Zika e tra virgolette è inappropriato perché tu sei un artista veramente completo, perché tu non canti solo, tu curi gli altri, curi te stesso, poi hai le potenzialità, le basi e le carte in regola per farlo, come pochi Ma a io Napoli. io ti ringrazio. Però vedi, ritorniamo sempre sullo stesso punto. Io penso che le mie facoltà, le mie conoscenze musicali sono messe a servizio della gente. Beh, ovvio. Questo è proprio fuori dubbio. Però anche io devo entrare nel gusto delle persone. Cioè, non è che io certo. domani esco con un pezzo chissà quanto complicato e non piace. Cioè, Vabbè, alla tu fine oltre ad avere una bella voce, io ti reputo una mente, cioè Grazie. rispetto a tante teste, perché io lo voglio dire, tu hai dato luce a una persona buia, che non me ne voglia, ma così è artisticamente. Ma Ed non è stato è anche vero. rischioso da parte tua, oggettivamente parlando è così, Gianni. No, non è così. Ed è stato rischioso. Ti sbagli, sai perché? Ti sbagli perché quando fai le cose fatte bene non c'è mai rischio. Mai. Lo so, però un cantante sbagli. come te, ritorno a dire, il fatto delle proprietà, delle facoltà, delle conoscenze, non si sarebbe messo a repentaglio, credo. Non è vero. Io credo. E invece credi male, perché se tu conosci una cosa la devi insegnare agli altri. Che fai? Se non Lo la tira so, per te stesso. però Cioè, quando quella persona è pronta ad assorbire, vabbè, chiudiamo tu questo dici. discorso, sì. Ma io auguro a tutti gli emergenti di incontrare uno come me. Anche io. Perché non è semplice. Anche io. Ma, credimi, ma lo dico presunzione a parte. Perché io proprio non sono avaro di cortesia. Io sono uno molto generoso. Io se ti devo dare una cosa, non ci penso 2 volte. Cioè, sul lavoro sono molto cinico. Cioè, nel senso, sono un criminale. Per me il lavoro arriva prima di ogni cosa. È ovvio. E quindi qualsiasi cosa negativa che ho attorno, piglia e me la cancello. Non è oggi e domani, ma prima o poi me la cancello. Vanne certa. Però la generosità artistica è una cosa che pochi hanno. Io ho incontrato tanti grandi artisti nella mia vita, ma solo noi italiani non siamo generosi, sono quelli stranieri che sono generosi. Quando è venuto Aldi Meola, che vatti a sincerare chi è, vai su internet e vedi, Aldi Meola è uno dei chitarristi più importanti del mondo. Chi l'è venuto mi ha stringuto la mano. Ha detto: ma tu suoni così bene, io ti vorrei in tournée con me, ma perché non smetti di fare il cantante? Vieni a suonare con me. Quando è venuto Michel Camilo, che è uno dei più grandi pianisti della terra, non dell'Italia, della terra, tra Corea, Petrucciani, c'è Camilo, perché poi il mio mondo musicale è quello là, pianisticamente. Io sono andato da lui, ho fatto uno stage da lui, pianistico, lui mi ha detto in mezzo spagnolo, che è argentino, una cosa del genere, non mi ricordo, ma io che ti ho già insegnato, tu devi insegnare tu a me. Se c'era una fotografia, pensava che c'era un video, la gente pensava che io stavo pagandolo per fargli dire quello. Invece io me ne sono andato e non ho fatto lo stage, perché chi le vai vicino a me, tu mi hai imparato a me. Ho detto: no, io mo le mani sul pianoforte non le metterò mai più, perché tu per me sei il padre eterno, non mi può dire una cosa così. È una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione. A me questi qui hanno insegnato un'umiltà artistica che non hai idea. Cioè, io perciò non faccio mai guerre con nessuno. Mi hai mai visto di fare una guerra con qualcuno? Mi hai mai visto accusare qualcuno? Ho sempre difeso gli altri, perché anche nel brutto io cerco di trovare sempre qualche cosa di bello. Dall'etame nascono i fiori, c'è poco da fare, dal cemento non nasce niente. Bravo. Cioè, il cemento può solo crollare, non può crescere, perché Infatti. è fisso, che l'è. statico. Invece pure all'etame possono uscire i fiori, perché ci sta sempre un punto positivo, secondo me. È questo E io concordo il mio con modo te. di pensare. Passiamo all'altra domanda. Ma queste tue capacità in quale angolo buio ti hanno relegato e a quale passaggio segreto ti hanno condotto? Le mie capacità tante volte mi hanno oscurato. Perché Quando? il quando non lo so, perché tante volte significa già più di una volta. Oscurato perché vedi,
e ritorniamo sulla generosità artistica, si lega questa tua domanda. Quando tu sei troppo qualcosa, devi sembrare tutto poco. Quando tu sei troppo qualcosa, devi sembrare tutto poco. Perché negli occhi di chi invece non ha quelle potenzialità, tu dai cioè, capito? Sei scomodo. Diventi un coso un po' da eliminare. Però questo capita in ogni settore. Sì. Questo un manager di una grande azienda lo fa col suo direttore. Quando vede che il direttore sta diventando più bravo di lui, se potesse pigliare scrivani, quello piglia e lo vuole licenziare. Quasi ad essere colpevole di capacità che uno ha. Ma figurati se io nella mia intelligenza penso di essere colpevole. Io Infatti. ritengo di essere abbastanza intelligente. Quindi questa è una cosa, l'unica cosa della quale io sono convinto è che non sono ignorante. Questo, che poi sono quasi intelligente lo decidi tu o tanto, non lo so. Però non sono sicuramente ignorante, quindi ho la facoltà di valutare quello che mi accade intorno. Questa mia sicurezza, ho 33 anni, non ho più 15 anni, io arrivo dalle qua a 15 anni. Ero identico e precisa come tu mi vedi adesso. L'unica cosa è che a 15 anni avevo l'impeto di ragazzino, tenevo fatte perché a 15 anni, 18 anni vai a Sanremo, è normale. Eri un po' più avventato. Schizzi come una Ferrari, ma è normale, no? Bravo. Ora le cose te le dico, ma te le dico in un modo più tenero, ma ti dico stesso. Questa è l'unica cosa che forse a me delle volte ha condannato. Il sapere troppo presto mi ha condannato. Ma che poi alla fine ne ho fatto tesoro anche delle mie sconfitte, perché io non sono uno che ha sempre vinto. Io ho vinto, se ho vinto 5 volte ne ho perso altre 5 però, quindi come tutti quanti ho imparato dalle perdite, insomma, poi ovvio. a rinascere, sì. E poi in quale passaggio segreto che conduce alla luce ti hanno indotto queste tue capacità, secondo te? Ma io penso che la luce della mia vita sarà la mia morte. Io quando muoio sarò illuminato, chi sa, quindi il passaggio segreto è la vita. La mia vita è un passaggio segreto verso la morte. Perché avrò luce? Perché quando morirò io penso di aver lasciato 4-5 canzoni belle sulla terra. Questo sicuramente i miei figli sapranno dire papà è morto, però è morto che ci ha lasciato 3-4 canzoni belle. Chiama ce l'ha sentita, appunto, quella è la mia luce, la speranza. Questa tua completezza artistica ti appare direttamente proporzionale al tuo odierno successo? E chi lo sa, il successo non va mai con la grandezza artistica, ci sono degli artisti che non sono grandi ma hanno grandi successi e grandi artisti che hanno piccoli successi. Infatti. Non lo puoi stabilire, è la gente che decreta un successo, ma non solo, perché intorno a un artista, grande o piccolo che sia, il marketing conta tantissimo, dove vieni collocato conta tantissimo. Io credo che un mediocre artista messo tutti i giorni a Rai 1 può diventare un artista enorme. Hai visto com'è strana la situazione? Sì. Ma è così. Se tu prendi Avvisa la mamma e la metti da Bonolis tutti i giorni, prima da come si chiama? Chi vuoi dire? C'è Bonolis, c'è Maronna, Gerry Scotti, tutti come stacchetto. Avvisa la mamma diventa un tormentone mondiale. Perché? Perché non è una grande canzone, cioè non ho scritto Dante Alighieri, no? Ok, lo sappiamo tutti. Però se la metti nel contesto giusto diventa un tormento. Vabbè, ovvio. E quindi stai sempre là. Senti, è come... Cane che si morde la coda. Facciamo la penultima domanda. Vai. È come se una realtà anguimitrica abbia pietrificato alcune tue canzoni e una luce accecante ne abbia fatto brillare altre. Perché? Quale ingrediente è stato errato? Io ho una canzone che si chiama La scusa degli ipocriti, che da sola ha avuto un grande successo. E non è stata pubblicizzata, non ha un videoclip. Poi, per esempio, e secondo me ha avuto più successo lei che, per esempio, Bella, che è stata una canzone promozionata da me personalmente. E questo è l'esempio. L'esempio è che l'ingrediente giusto non lo stabilisco né tu, né la luce e né il buio. Lo stabilisce chi recepisce il messaggio. Oggi abbiamo la facoltà di andare su YouTube e guardiamo tutti i fatti degli altri, cioè su internet, no? Nelle canzoni su YouTube. Quindi questo è stato fatto, è stata messa, pensa, più luce su un pezzo oscurato che viceversa. Questo me lo dovresti spiegare tu, perché io le ho scritte tutte e due e mi piacciono tutte e due. Però tu sei il pubblico, no? In questo E te lo momento. dico io subito. Ok. Perché oggi c'è l'incapacità musicale. No, però sono due grandi canzoni. Lo so, però oggi vanno le canzoni semplici, le canzoni fresche, magari se un artista a livello musicale, parlo di musicalità, a livello di testi un po' un attimino più pesanti, tra virgolette, il pubblico lo scarta. È il linguaggio.
oggi devi beccare il linguaggio giusto, che non per forza deve essere terra-terra, deve essere giusto. Per esempio i rapper che noi abbiamo a Napoli sono i neomelodici di oggi, cioè i neomelodici di me di 20 anni fa, i rapper sono adesso. Quando ci fu il fenomeno dei neomelodici c'era tutta questa luce che oggi i rapper hanno addosso. Quindi, però Clementino per esempio o Rocco Hunt, che sono due ragazzi che a me piacciono tantissimo, no? Pure a me. Ma pure un To, pure Lucariello, pure Luque mi piace. Mi piacciono perché hanno un loro linguaggio. Se vai ad analizzare, ognuno di quelli ha un linguaggio che si associa con l'altro. Quindi hanno degli slang, hanno dei modi di parlare, hanno delle rime baciate perfette. E oggi, nello stile, nell'ascolto, nella parlata, i giovani sono così. Quindi Infatti. c'è poco da fare. È Infatti. il linguaggio che bisogna beccare. Senti Gianni, noi siamo andati da alcuni tuoi fan e abbiamo dedotto questo, Sì. secondo le loro diciamo deduzioni. Un artista inesauribile, con altalenanza di forma esagerata, ma con facoltà di fenice che una volta a terra si rialza sempre più lucente e folgorante di prima. Questa è una fan che ha detto questo? Sì. È una grande, alla quale io mando... L'hai detto tu? Te ne sono grato. Grandissimo Grazie. complimento, una bella frase, la scrivo dietro a un disco. Grazie. Bambola! Grazie Grazie a te, grazie anche a te Mario. Grazie Gianni. Eh? Da fare per questo Sì, io ho un appuntamento importantissimo che avevo già prima della vostra conferma. Quindi managgiai. Vi ringrazio. Sei un grande Grazie. anche nel rispondere alle nostre domande. Grazie. Abbiamo giocato, abbiamo fatto qualche domandina un po' più Piccante. Siamo questi. Ci siamo Le persone divertiti. Da casa ci conoscono perché siamo così. Ci siamo divertiti. veri, sia dietro le telecamere che davanti alle telecamere. Quando vuoi, Ti sempre a ringraziamo, disposizione. Buon lavoro, buona giornata. Grazie, Mario, Gianni, per veramente, tutto è e stato per un il tuo nuovo piacere. brano che ho sentito che hai do la scritto mia e hai cantato un nuovo brano. Sto cercando di vedere se è il caso di farlo uscire. In bocca al lupo, ancora grazie Ciao, a Gianni. grazie. Ciao Gianni, grazie.